Sì, proprio questa mattina in conferenza stampa abbiamo presentato questo piano di riqualificazione, di promozione ambientale, appunto legato alla creazione di nuovi collegamenti per la frazione per i comuni di Miana, in particolare per la frazione di Premaor, proprio per riqualificare e per dare una sistemazione definitiva al problema delle fognature. Sì, beh, è una collaborazione che è nei confronti di ATS, ma di tutti i gestori del servizio idrico integrato che ci sono nel Veneto, in modo particolare i 14 che si sono consorziati in Viveracqua attraverso finanziamenti diretti, ma anche attraverso un fondo di garanzia che consente loro di accedere ai fondi della Banca Europea degli Investimenti. ATS è una società pubblica e ha sensibilità pubblica, i sindaci ci chiedono e noi dobbiamo farlo, è quello di investire nel territorio e dare servizi ai cittadini.